Tra una ripresa con lo smartphone, una foto, bellissimo Yoshi prende il microfono di Telenuovo e l'iniziativa introduce così il mondo che gli si è appena aperto alle spalle. Salve, noi siamo della delegazione giapponese, siamo venuti qua a visitare il Politecnico, è veramente un'esperienza straordinaria. Abbiamo visto dei macchinari nuovissimi. Lui si chiama Francesco Bellissimo ed è un famoso chef italo-giapponese, attore, influencer da 1.400.000 follower. Guida una delegazione nipponica alla scoperta del distretto veneto della calzatura, ospiti per il MICAM di Milano in un progetto complessivamente curato dalla Regione Veneto e da Venice Promex. Lungo la riviera del Brenta, a Bellissimo Yoshi e agli altri influencer è stato proposto un tour immersivo. Dentro il Politecnico Calzaturiero, tra gli studenti, tra i macchinari, nelle sale della direzione, protagonisti del processo di creazione e produzione di prodotti iconici. Vogliamo mostrare loro non solo la zona in cui viviamo, le bellezze in cui viviamo e creiamo i nostri prodotti, ma anche la tecnologia e le innovazioni che cerchiamo di portare avanti con grande impegno e sacrificio, proprio per mantenere quel livello superiore che ha il distretto della Riviera del Brenta rispetto ad altre zone d'Italia e sicuramente rispetto a tutto il resto del mondo. Nel Veneto due distretti faro, Calzatura del Brenta e Calzatura Sportiva di Asolo Montebelluna. Tra Padova e Venezia 500 aziende con circa 10.000 addetti, prodotte 20 milioni di scarpe. Nel Trevigiano 622 sedi di impresa, 8.000 lavoratori, un valore della produzione pari a 2.800.000 euro. Distretti che necessitano continuamente di professionalità e qui la formazione è spinta secondo linee guida come tecnica, innovazione, design e cultura ovviamente. Andiamo appunto a quelle offerte ai ragazzi alla fine del loro percorso di scuola superiore, il biennio post diploma ITS Cosmo, a quello della scuola di modelleria di calzature e borse che nasce nel 1923 con la fondazione della scuola delle arti e dei mestieri e continua ancora oggi, ma poi abbiamo tutta una serie di corsi per inoccupati o occupati che decidono di professionalizzarsi e specializzarsi in determinate discipline. Ponte tra passato e futuro sulle orme dei Calegheri, i calzolai in veneziano, l'eredità mostrata, curata ed esposta nel vicino Museo della Scarpa di Lusso a Villa Foscarini, per un distretto che ha cultura ed esperienza trasmessa così dall'altra parte del mondo. E consigliamo a tutti di avvicinarsi a questo settore e di venire a visitare anche questa scuola e di venire a visitare anche Riviera del Brenta.